spesa pubblica complessiva pro capite. Noi lasciamo un saldo positivo allo Stato. No, ma guardi che voi siate virtuosi non lo metto in dubbio, insomma, ma mi vengono in mente ancora le parabole, no? Della casa del ricco che esce e poi trova il povero fuori della strada. Guardi, questa è una trasmissione, non so se lei la conosca, ma insomma non amiamo il populismo, non amiamo fare queste cose, però lei capisce, insomma, ecco, se voi dicete guardate, facciamo un atto di solidarietà, come si fa per i terremoti, rinunciamo alla tata e ci paghiamo un'altra cosa. Ecco, questo sarebbe un gesto di buona volontà, non dico di equiparazione perché dovremmo rinascere 1000 volte. Lei si mette nei panni dei veneti che stanno lì a un passo e tirano giù i moccoli perché insomma non hanno niente di quello che avete voi e giustamente vogliono l'autonomia anche loro e giustamente vogliono anche andarsene. Insomma, io non so se reggiamo con una situazione di questo genere. Sì, però l'errore sta proprio lì. Cioè, l'autonomia viene vista come uno spreco, invece è una risorsa per il Paese. Assolutamente. E io credo che sia giusto che anche gli altri abbiano un maggiore margine di autogoverno. Ho capito, perfetto. Così se tutte le regioni del nord si tengono le tasse, allora possiamo mettere a Roma una frontiera e chiedere il passaporto per il sud, che ce lo siamo giocato una volta per tutte, arrivederci. Insomma. Sa, gli stati sono fatti anche di solidarietà. Io non so se da voi questo... Noi abbiamo dato e stiamo dando il nostro contributo di solidarietà. Lo stiamo facendo, ripeto, 1 miliardo e 400 milioni nel 2011, cifra che è in aumento. Prego. Non scendo nei dettagli dei numeri perché sennò non ne veniamo fuori. Se solo il Veneto, non dico tutta l'Italia, solo il Veneto usasse questi parametri di finanza pubblica con le stesse regole di ingaggio che ha il Trentino e Alto Adige, uniamola insieme, l'Italia in una settimana fallisce perché hanno un tale livello di spesa che gli viene fomentata dagli altri, che l'Italia non va avanti, come dicevi tu, con la solidarietà. Chi paga le pensioni, chi paga la solidarietà al sud, chi paga l'essere uniti nella nazione? Se tutti si trattengono i 9 decimi, l'Italia è finita domani. Allora vogliamo andare nell'Unione Europea e essere una nazione, o ognuno fare il proprio orticello